la mia fede più resa la mia luce fino al giorno che tu sei incontro a te. Accogli, Signore, ti chiederò e per sempre la tua strada nella gioia e nel dolore fino a quando tu porrai la mano nella tua dinerò. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia del Signore Gesù, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ora vi leggerò un breve brano del Vangelo di Matteo, come lui si intrattiene con loro. Scritto dall'Evangelista Matteo, in quel tempo furono portati a Gesù mamme, ponesse loro le mani e pregasse per loro. Li rimproveravano e volevano cacciarli pensando che disturbassero Gesù. Gesù invece disse loro: lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me, perché a chi è come loro appartiene il regno. E dopo aver imposto loro le mani, dopo averli benedetti, Gesù continuò la sua strada. Queste poche parole di Matteo sono la predizione che Gesù aveva per i bambini. Lui li amava immensamente perché era molto bene il cuore pulito dei bambini, i loro pensieri senza orgoglio, di amicizia. Gesù le indica come virtù che dobbiamo imitare, se non diventerete come bambini, entrerete nel regno. Gesù ci vuole dire che imparare anche dai bambini. Ricordiamocelo, non vuole che rimaniamo bambini, vuole che cresciamo bene spiritualmente, il cuore che ha fatto tutti. Matteo, raccontando questo fatto, ci dice che Gesù era di passaggio in un villaggio della Palestina e alcune mamme sapevano che arrivando il maestro di Nazaret è in arrivo, i loro bambini, perché li benedicesse. In breve i bambini si fanno gruppo attorno a Gesù con la loro solita allegria. I bambini sono pieni di gioia, salgono Gesù. E i discepoli, vedendo quello che sentono, pensavano che Gesù si trovava cercare, ma Gesù interviene e dice: la
lasciateli, impedite ai bambini di venire a me, a chi è come loro appartiene il regno dei cieli. Abbiamo capito che cosa significa, abbiamo imparato come Gesù Antonio amava tanto i bambini, è divenuto il loro patrono. Guardate questa immagine bellissima che abbiamo di Sant'Antonio, piena di cibo. Antonio non è mai solo, ha sempre fra le braccia Gesù bambino, presenza, il santo che ha tutti i poteri. Lui chiede per noi e ottiene quello che vuole. È importante allora che facciamo conto di questa di Antonio, non è sua. Lui di quelle braccia. Chiediamo la sua protezione e la sua benedizione. Adesso ci mettiamo in piedi e facciamo una preghiera per le nostre famiglie. O Signore, benedici e rendile consapevoli e liete del dono per metterlo con funzione in generazione, rimani in essi e facci nostra pace, serenità. Amen. Preghiamo e che siano disposti con loro anche, che sappiano pregare con loro e li aiutino a diventare aperti al mondo, la loro presenza e guidare con loro. Amen. Il mondo e la Chiesa. O Gesù, buon pastore, concedi a tutti i popoli i doni dell'unità e che possano camminare insieme nella ricerca della giustizia e nel rispetto di Dio. Guida sempre con il tuo Santo Spirito la Chiesa sulla strada del Vangelo. Donale santi e sapienti il tuo popolo in tutte le difficoltà che incontrano e fa che sia nel mondo segno vivo della tua presenza che dona salvezza e vita. Amen. Ora insieme Gesù ci ha insegnato, preghiamo. Che sei in cielo, santificato il regno, sia fatta la tua volontà. In cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane. Noi nostri, come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non alla O Dio, che con Sant'Antonio ci hai regalato un grande modello e un patrono dei poveri, dei sofferenti, che seguiamo il suo esempio per meritare la tua amore. Cristo nostro Signore. Con voi
Sant'Antonio, Padre, Spirito, Amen. E concludiamo Sant'Antonio insieme. Allora, per chi lo conosce, Dracula, sì, quel mi sempre un canto, ma oh, dei miracoli di questo canto oggi nella ricorro a te, oh Sant'Antonio, regala te. Tu sei dei pargoli, amore a chi ti sta, consolatore, tergi le lacrime, doni la pace, oh Sant'Antonio. Tutti voi, buona continuazione della festa di Sant'Antonio, perché non è ancora finita.
Allora ci chiede di lasciare libero il parcheggio dopo la processione, tecnici che lavorano a montare i fuochi artificiali. E seconda cosa, volesse partire in chiesa.
Sia lodato e ringraziato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito. Sia lodato e Il Santissimo e Divinissimo Sacramento, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo Sacramento, Gloria al Padre e allo Spirito Santo. era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Dio, allo Spirito Santo. Leggono il mondo, una luce al gran santo mandato da Giovane donna, il Signore, Francesco, e mortifica il corpo allo spirito e in onda lume celeste di sapienza, di grazia e luce. alla vita apostolica bene, riconsacra te stesso, fa risorgere in tutta la Chiesa, la pietà, la giustizia, la fede. Fu amato da Dio e dagli uomini il benedizione. Signore, chi abiterà nella tua
Era sul tuo santo monte. La mia lingua non fa danno al suo animo e non lancia insulto ai vicino. Se giura suo danno non cambia, sta in usura, cadoni contro l'innocente. Gloria al Padre e al Figlio, allo Spirito Santo. Amato Dio e dal suo ricordo. E io sostengo il mio eletto io ho posto il mio spirito all'uomo manda me onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia per sempre. Felice l'uomo pietoso che dà il vestito tra i suoi beni con Dio. Tenerà annunzio, saldo è il suo cuore nel Signore. Finché trionferà dei suoi nemici. Ti dona largamente la sua giustizia rimane sempre, la sua potenza si innalza gloria. Dio che il cielo tira, di griglia gloria al Padre e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre. Servo che io sostengo su di lui. Il Signore con cui lo grandi e mirabili o Signore potente, giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti. Chiamerai il tuo nome, chi non ti gloria, o Signore, tu sei
tutte le genti verranno, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi manifestati. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel e ora nei secoli. Amen. Il Signore mi ha dato come mia ricompensa, di cui lo loderò. Dalla lettera di Pietro Apostolo. Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano, le sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. La legge di Dio che vi è affidato sorve per forza, ma volentieri, secondo l'interesse, animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del greco. Apparirà il Pastore Supremo, riceverete la gloria che non appassisce. Apparirà il scordo. Il suo in benedizione per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Santo. Non comparirà mai il suo ricordo. Maestro della fede e luce della Chiesa, hai scrutato con amore il mistero di Dio, Cristo Signore. Signore, egli esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà ora in le generazioni vi chiameranno beati.
cose onnipotente e sa il suo nome. Di generazione in generazione la sua miseria che l'onore. Ha spiegato la potestà braccio a diserbi nei pensieri o cuore. Ti dai ai figli, A ricolmare a rivivere ricordandosi della sua che aveva i nostri padri e all'indenza per sé. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei anni. Maestro Chiesa, Hai hai sfruttato con amore il mistero di Dio, prega per noi. Nostro Cristo, principio di ogni vita e di ogni virtù. E diciamo, venga il tuo regno, Signore. Venga. Tu che hai mandato gli apostoli in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura, Fa che vivano del tuo spirito con una parola. predicatori, dai la tua cooperazione corroborando la loro parola. Fa che siano sempre autentici testimoni della tua risurrezione. Signore, rendici tuoi nell'opera di universamento. Affinché la pace si diffonda Fa che il tuo Vangelo sia annunciato a tutti gli uomini. perché aumenti il numero e si faccia un solo vile sotto un solo pastore. Guarda i fedeli che si sono addormentati Su vita immortale. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo così, dacci oggi il nostro e rimetti a noi e anche mettiamo i nostri donazione. come ergo sacramentum.
Nel mirabile Eucaristia ci hai lasciato l'acqua, fa viva fede del tuo cuore, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Immacolata Concezione, benedetta la sua assunzione, Vergine Madre, benedetto San Giosimo Sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Immacolata Vergine nostra, tu sei la fra le tempeste, il cuore di ama, ma d'amore siamo peccatori, ma figli tuoi, immacolata
Adesso usciremo in processione per la città di Gemona. Precederà tutti la croce a stile e poi i paggetti con Antonio, la dopo tutto il resto del popolo di
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.